La preoccupazione era alta. Pericoloso l'avvallamento causato lungo la Valsugana, strada provinciale in questo tratto, apertosi davanti a Villa Bolzonella nel comune di Cittadella, ma ai confini con San Giorgio in Bosco. Il terreno aveva ceduto a circa 3 metri di profondità in una zona di falda, necessario un intervento immediato da parte della provincia con la creazione di un senso unico alternato regolato da un semaforo e il divieto di passaggio ai mezzi pesanti. Da oggi la strada è riaperta. Qui la provincia ha investito 150.000 euro per il rifacimento di questo pezzo che aveva avuto un avvallamento importante. È stato un cantiere in tempi record, 38 giorni, ed è importante che sia stato fatto questo intervento per sbloccare soprattutto la problematica del traffico pesante che attraversa questa strada qui. Ci scusiamo per il disagio avvenuto in questi giorni, però l'intervento era necessario. Chiuso il cantiere, sul piatto resta la richiesta degli amministratori locali che auspicano che la strada torni ad essere di competenza di ANAS e che al più presto si provveda a studiare e realizzare un'arteria più adatta alla mole di traffico della Valsugana, che in questo tratto attraversa uno dei distretti industriali più importanti della regione.